benissimo, grazie a voi, ciao, buona serata. Adagio così e avanti. Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con tentativo di Codigal di assumere l'iniziativa. Codigal in breve in vantaggio, va a condurre nei confronti di Calcio Petral. Più indietro c'è Cyrano Rab, la squalifica però, la rottura scusate, per Calcio Petral, e così Codigal guida liberamente dopo i primi 200 metri di gara in 16 davanti alle tribune. Codigal in testa, una quindicina di metri di margine nei confronti di Cyrano Rab, mentre avanza subito all'esterno Caribalilla. Tanto 400 in 31,7 per Codigal, che mantiene una 3 lunghezze di vantaggio nei confronti di Cyrano Rab. All'esterno si impegna Caribalilla. Cavalli che hanno ora completato la dritta delle scuderie, quindi il primo giro di gara in 1 minuto e 2 scarso, minuto 1 e 8 per la precisione, con Codigal che continua ad avere vantaggio pressoché invariato su Cyrano Rab. Vediamo, nessuno riesce per il momento a farsi luce. C'è all'esterno Cluny dei Greppi però che avanza ora con decisione in schiena. In vantaggio però c'è sempre Codigal nei confronti di Cyrano Rab. E Cluny che cerca di farsi luce quando siamo a 550 dal palo, va all'attacco di Codigal. Codigal si difende da Cluny dei Greppi che insiste a 400 dalla conclusione. A contatto Cyrano Rab. Codigal e Cluny dei Greppi alle prese. Quando siamo a metà della curva conclusiva insiste Cluny dei Greppi, va su Codigal che si difende. Lungo la corda Cyrano Rab, retta d'arrivo. In vantaggio è Codigal, l'attacco di Cluny dei Greppi che attacca a centropista. Ultime battute con Cluny dei Greppi che nel finale prende qualcosa di vantaggio e vince su Codigal, mentre per il terzo sprinta Commander Lake ed è suo il terzo posto, 1:16,3 preso dalla testa, quindi deve aver marciato veramente forte Cluny dei Greppi con Nicola Del Rosso che vince quindi questa settima conclusiva corsa dall'Ippodromo del Savio. Nicola Del Rosso che è anche il proprietario, ovviamente Roberto Biagini al training, ma con questa vittoria forse Nicola Del Rosso scavalca anche Filippo Monti, perché con 2 vittorie contro la vittoria e i 2 secondi posti di Filippo Monti dovrebbe essere Nicola Del Rosso che si impone quindi nella giornata gentleman qui dal Savio. Andiamo a rivedere le battute conclusive, Cluny dei Greppi e Nicola Del Rosso che emergono su Codigal e Mario Iaccarino, piegandolo di giustezza nel pressi del palo. Terzo posto per Commander Lake. È tutto per questo convegno di corse dall'Ippodromo Savio di Cesena. L'appuntamento è per martedì prossimo.